po' di relax in acqua termale per ritemprare i muscoli serve anche a smaltire le fatiche quotidiane degli atleti di basket, rugby, nuoto, calcio, ma anche di pallavolisti della Tonazzo Padova, recenti vincitori della Coppa Italia di A2 e attualmente primi in classifica, che hanno voluto trascorrere una mattinata nell'impianto del Columbus Thermal Pool di Abano Terme. Nel complesso termale aponense e nell'adiacente centro benessere i pallavolisti sono di casa. E così, nonostante la giornata uggiosa, gli sportivi, con in testa il suo capitano Mattia Rosso, si sono concessi una pausa termale di questo momento magico della pallavolo padovana. Anche noi ne approfittiamo, della vicinanza di Abano a Padova. Quando riusciamo veniamo qua, a smaltire un po' le fatiche delle partite e degli allenamenti. Il beneficio qual è? Ma sicuramente il recupero fisico muscolare è molto più veloce, per noi che il nostro corpo, i muscoli sono molto impegnati, venire qua e passare un'oretta nell'acqua termale sicuramente aiuta a smaltire meglio la fatica. Con il capitano al Columbus Thermal Pool c'erano anche Stefano Giannotti, il regista della squadra argentino Santiago Orduna e lo schiacciatore Filippo Vedovotto, per trascorrere un po' di relax nel complesso termale dove hanno anche svolto la preparazione precampionato. Anche gli atleti della pallavolo scelgono le piscine termali? Ma sicuramente dopo un allenamento duro e intenso un po' di relax alle terme ci sta sempre. Dopo le partite di solito noi giochiamo la domenica, il lunedì è una bellissima giornata per venire alle terme, per smaltire un po' la giornata prima della partita, è stata molto faticosa e rilassarci per iniziare la settimana bene. Appena uscito dalla piscina termale, qual è il beneficio? Il beneficio è sicuro che rilassano moltissimo le terme e noi in particolare atleti della Tonazzo Padova ci piace per smaltire prima la fatica, specialmente durante le partite e per gli allenamenti. Stabilimento Columbus Thermal Pool, aperto tutti i giorni, che da sempre è il punto d'incontro non solo degli atleti, come ci conferma Guido Taglia, direttore degli impianti. Anche i campioni dello sport frequentano la piscina termale? Sì, anche i campioni dello sport. È un po' di anni che oltre alle nuotatrici, ai triatleti, da Fabian alla Spagnolo, alla Alice Carpanese, vengono altre discipline sportive come oggi la Tonazzo Padova, abbiamo l'onore di ospitarli e vengono non solo per curare il loro benessere psicofisico ma anche come modo di preparazione, quindi vengono i loro preparatori atletici, li curano direttamente in acqua alla loro preparazione. Il beneficio per gli sportivi, perché c'è anche il calcio e il rugby, qual è? C'è anche il calcio, c'è il rugby, c'è la pallacanestro, c'è il calcetto a 5 che viene spesso. È anche un modo per sopravvivere alle temperature invernali. Quando hanno i campi ghiacciati sostituiscono la preparazione a terra con la preparazione ad acqua. Un centro termale di prim'ordine che si avvale anche di un centro benessere all'avanguardia, come ci conferma Stefania Pasquali. Oltre alle terme anche un centro di benessere all'avanguardia. Sì, noi offriamo, oltre a chi va in piscina per i benefici del salso bromoiodico e delle acque termali, naturalmente abbiamo anche gli effetti benefici dell'estetica, dove possiamo trovare naturalmente dall'estetica classica, dalle mani ai piedi, alle pulizie del viso, alla ceretta classica, oltre a tutti i massaggi che noi facciamo dall'arivedico al connettivale, al miofasciale, all'articolare, al posturale, dai 30 ai 60 minuti. Trattamenti anche al viso e con trattamenti al corpo specifici con l'acqua termale.